Un cerchio con una croce in mezzo. A fare la scoperta del simbolo è stato Abdallah Kezragi, che dietro quel muro gestisce la cooperativa Hilal, uno dei punti di riferimento dell'accoglienza dei migranti in provincia di Treviso, ed è proprio il luogo scelto per piazzare quello sfregio vergato con una bomboletta spray ad alzare il livello d'allarme, perché qualcuno ha deciso di imbrattare proprio quella struttura che in passato, per far fronte all'emergenza, ha anche accolto qualche famiglia di migranti. Neppure il referente della comunità sa darsi una risposta. Certe ignoranza, certe assurda ignoranza, non abbiamo così tempo per rispondere, ma noi rispondiamo con i fatti. Episodi di questo tipo ormai non ci spaventano più, rilancia Kezragi. Ma noi ormai resistiamo perché vogliamo bene Treviso. Una scritta comparsa proprio nel giorno della pronuncia della consulta che ha dato il via libera alla legge regionale antimoschee, una legge criticata da Kezragi, che al tempo stesso difende proprio il passaggio bocciato, quello che riguarda i sermoni in italiano, ormai una realtà in moltissimi centri del Veneto, oltre a essere oggetto di un accordo tra il Ministero dell'Interno e la comunità degli islamici moderati. Una legge, quella regionale, che la comunità musulmana trevigiana contesta in modo deciso. È comunque una legge molto assurda, non ha sensi, priva di... perché le moschee non ci sono soltanto centri di ritrovi, centri di culto, ma non ci sono moschee vere. Moschea vera c'è unica a Roma. Che il tema migranti e Islam rimanga caldo in Veneto, in particolare a Treviso, non lo dimostrano solo le scritte comparse contro la cooperativa, ma anche l'intervento del prefetto, che pur dribblando in questi giorni i microfoni ha messo oggi nero su bianco un comunicato in cui diffida dall'attribuire alla prefettura l'individuazione di comuni nei quali sia previsto l'allestimento di centri, con l'indicazione addirittura dei numeri, ma non basta, perché la prefettura sottolinea addirittura che questa azione sta ingenerando allarmismo ingiustificato e privo di fondamento.